Costituire un'associazione è relativamente semplice perché basta redigere un atto costitutivo, che è una sorta di certificato di nascita dell'associazione, accompagnarlo da uno statuto che detta le regole principali all'interno dell'associazione e aprire una posizione fiscale, quasi sempre il solo codice fiscale, presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dove chiederemo anche la registrazione di atto costitutivo e statuto. L'atto costitutivo dovrà essere firmato da tutti i soci fondatori, mentre sullo statuto saranno sufficienti anche solo 2 firme, in ogni caso quella del presidente. Per la costituzione dell'associazione sono sufficienti anche solo 3 persone, però è preferibile essere in un numero superiore per raggiungere più agevolmente gli obiettivi che si prefigge l'associazione. Se dar vita a un'associazione è abbastanza semplice, più complesso è decidere quale tipo di associazione costituire, perché le opportunità sono molteplici. Infatti, accanto alle tipologie previste dal Codice Civile nel 1942, che sono soltanto 2, associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, se ne sono poi aggiunte altre nel corso degli anni disciplinate da leggi specifiche, come ad esempio le organizzazioni di volontariato, disciplinate dalla legge 266 del 91, legge quadro sul volontariato, le associazioni di promozione sociale, che si rifanno alla legge 383 del 2000, le ONLUS, di cui al decreto legislativo 460 del 97, le ONG, organizzazioni non governative, le associazioni di consumatori, i gruppi di acquisto solidale, le Proloco, le associazioni sportive dilettantistiche e altre ancora, ognuna con una normativa specifica. Inoltre, dopo un'attenta analisi, potremo anche accorgerci che la forma giuridica che fa il caso nostro non è quella dell'associazione, ma quella della cooperativa, dell'impresa sociale, del comitato o della fondazione, che hanno caratteristiche e sono regolate da norme diverse. Quanto alle attività che può svolgere un'associazione, diciamo innanzitutto che i soci puntano a raggiungere un obiettivo di tipo ideale e mai la ripartizione degli utili fra di loro, perché altrimenti non saremo più in presenza di un organismo senza scopo di lucro, ma appunto di un ente for profit. A seconda degli obiettivi specifici che si propone un'associazione, l'attività sarà più orientata all'aiuto di persone in una situazione di svantaggio fisico, economico o sociale, o all'ambito sanitario, come avviene nel caso delle organizzazioni che promuovono la donazione del sangue e degli organi, oppure l'associazione perseguirà interessi collettivi, come la tutela dell'ambiente, il recupero e la conservazione dei beni culturali e il soccorso e la protezione civile. In questi casi potremmo ipotizzare di dar vita ad un'organizzazione di volontariato, diciamo in senso stretto. Ci sono poi molte associazioni che svolgono invece attività culturali, ricreative, di animazione del territorio, di turismo sociale e altro ancora. E in questi casi spesso si dà vita a una cosiddetta associazione di promozione sociale. Se abbiamo deciso di costituire un'organizzazione di volontariato o un'associazione di promozione sociale, ma anche in presenza di un altro tipo di associazione, potremo decidere di iscriverci ai registri regionali. L'iscrizione non è obbligatoria, ma è quanto mai opportuna per i vantaggi che ne derivano. I vantaggi, a seconda dei casi e del registro scelto, vanno dall'ottenimento della qualifica di ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con le agevolazioni fiscali che ne derivano, la possibilità di accedere a un maggior numero di bandi di finanziamento, il diritto di beneficiare del 5 per 1000, la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici e altro ancora. Inoltre, poter dire di essere iscritta ad un registro regionale dà degli indubbi vantaggi di immagine all'associazione, perché si dimostra di rispettare i principali obblighi di legge. Per chi intende costituire una nuova associazione, il CSV fornisce un primo orientamento in un apposito seminario in cui si parla delle tipologie di associazioni e dei primi passi per la costituzione. Alcuni argomenti come la tenuta della contabilità, la redazione del bilancio, il 5 per 1000 e altri aspetti legati alla gestione dell'associazione vengono approfonditi in seminari e corsi specifici.
Ai seminari e ai corsi è possibile partecipare previa iscrizione, preferibilmente tramite il forum sul sito www.csvrovigo.it sezione formazione, e la partecipazione è gratuita. Dopo il primo orientamento nell'ambito del seminario sulla Costituzione, potrà eventualmente seguire una consulenza personalizzata sulla stesura dei documenti e sui primi passi da fare per la costituzione formale dell'associazione. Al servizio consulenze si accede tramite appuntamento.